Eccomi, in tel seminario di Ancò, ecco, vorrei discorrere dei veronesi dell'antica Roma che de sicuro gli aveva conosciuto l'imperatore del suo tempo. E insomma, sì, ho pensato di parlare di questo argomento anche per far vedere una Verona romana differente, perché solitamente sentiamo parlare dei monumenti, dell'arena, del teatro, delle porte, ma invece mi vorrei mostrarvi anche le persone e come queste persone qua è entrare in la storia di Roma. E prima di scominciare, vado a dirvi però due robe. La prima è che qui che vedremo era uomini che venivano da queste due bande che erano le piazze grandi della società romana. E sti qua erano senatori e cavalieri. Era due gruppi differenti che gli sta apparecciata da Augusto, ecco, e ognuno aveva la sua carriera, che la si distrigava in maniera compagna per tutti, ogni modo era due carriere differenti. E diciamo, quel che faceva i senatori, i cavalieri non potevano farlo, e anche all'incontrario. E poi la seconda roba è che noi altri conosciamo sti veronesi con due tipi di fonti. Abbiamo qualche testo della letteratura greca e latina, non che se sti qua è menzionato in dei testi antichi, vuol dire che a quei tempi era conosciuti, e poi abbiamo anche certe iscrizioni latine che vi farò vedere. Allora, potremmo cominciare qua col primo uomo, che era Publio Grecinio Lacone. Ecco, lui l'ha vissuto nel secolo I d.C. e era un cavaliere, e che l'ha vissuto ai tempi dell'imperatore Tiberio, che è stato l'imperatore che le venu dopo di Augusto. E parlò come fonte che avevamo sto tocco qua di Cassiodione, che l'ha scritto sta storia di Roma in greco. Vi conto un attimo quel che era capitato ai tempi dell'imperatore Tiberio. Allora, a Tiberio, diciamo, non gli piaceva mia tanto stare a Roma. E a un certo punto l'aveva ciappa su e l'era andata a stare in l'isola dei Capri. Ma l'aveva lasciata a Roma un suo uomo, che si chiamava Elio Seiano, e sto qua aveva a Roma da attendere i suoi affari. E sto Elio Seiano era il suo prefetto del pretorio, diciamo che era il capo delle sue guardie del corpo, diressimo. E insomma, sto Seiano, col fatto che l'imperatore era distante, l'aveva scominciato a par su massa podere e voleva diventare lui l'imperatore e voleva parar fuori a Tiberio e diventare lui l'imperatore. E aveva apparecchiato su, insomma, diciamo, una congiura. E Tiberio l'aveva saputo sta roba qui, ma non era neanche a tornare a Roma, l'aveva pensato, insomma, di cavarsela in sta maniera. Tiberio il voleva, l'aveva scritto una lettera, l'aveva mandata a Roma e il voleva che la lesesse in una riunione del Senato, in dove che era anche a Seiano, e questa lettera lui voleva, insomma, dirghe le sue accuse a Seiano e, insomma, dirghe che il voleva mandarlo in prigione. Ma l'aveva fatto credere a Seiano che questa lettera lui il gavaria da ancora più a sé potere di quel che il aveva già. Dunque l'aveva fatto su tutto sto bagolo per imbrogliare Seiano, tutto sto parecchio. Ogni modo, poi Descondon la nomina un nuovo prefetto del pretorio a Roma, che doveva attendere a sto nuovo affare, e adesso arriviamo al veronese, e ha nominato Grecinio Lacone come suo prefetto dei vigili. Il prefetto vuol dire che era il capo delle maneghe dei vigiles. I vigiles era quei che aveva da attendere de notte ai fuochi, insomma, agli incendi e alla sicurezza, e al bisogno, come in questa situazione qua, i poteva essere doparà anche come una sorta di armada. Allora, vediamo qua quel che dice Cassiodione, e velleso anche in greco. Allora dice, Macronos, tate e pestalmena, graichinio laconi, toton nuctofulacon arconti e pecoinuse. Dice che Macrone, che era il nuovo prefetto del pretorio nominato Escondon, lui l'aveva detto a Grecinio Lacone quel che era da fare, per tutto l'affare, insomma, che vi desea di Tiberio. Poi a noi altri ne interessa qui la parte in blu, che dice che Grecinio Lacone, che in greco lesto qui sottolinea, e dice che l'era to arconti, arcon è la parola greca per dire prefetto, ton nucto fulacon, prefetto dei vigili. In sta parola vediamo che è nucto, che è la notte, e fulacon, che viene dal verbo fulasso, che vuol dire, insomma, tender che star svegli. Era qui che stava svegli notte per tender che, insomma, gli incendi e la sicurezza. Anche la parola latina vigiles la viene dal verbo vigilo, che vuol dire sempre star svegli. Ecco, e qua vediamo che, insomma, con questo tocco qua dei Castiodioni sappiamo che lui è sta prefetto dei vigili. Ecco, e solo i cavalieri potevano diventare prefetti, e per loro era la roba più alta.
Ed era l'imperador che de persona e nominava i suoi prefetti. Dunque, da sto tocco qui sappiamo che Tiberio il conosceva bene Grecinio Lacone e si fidava di lui perché l'aveva nominato prefetto dei vigili. Poi vi dico, insomma, come l'enda a finire tutta sta storia, diciamo che per Tiberio l'enda a finire bene perché Grecinio Lacone e i suoi vigiles i sapo sta fuori dal tempio di Apollo, dove era sta riunione del Senato, dove che è sta lettera, alla fine loro ha brinca Seiano e la mandà in tel carcer Tullianum, che era la prison per cui condanna a morte. E poi, insomma, Seiano le sta copà e per Tiberio l'enda a finire tutto bene e Lacone, diciamo, insomma, il Gadana man in tutta questa storia qui. Poi andando avanti, catemo Lacone, sempre qua nella storia di Roma, un pochettino più avanti, perché quel che vi ho detto l'è capita che l'era il 31 d.C. Sta roba qui invece l'è capita più avanti nel 43. Nel 43 non era più Tiberio, ma era l'imperador Claudio. Allora, diciamo, Claudio, che è venuto di ritorno dalla sua campagna militare, insomma, in Britannia, e là, diciamo, l'ha fatto un onore a, grande a sé a qua il veronese Grecinio Lacone. E vediamo allora, qua dice Claudius, tonte lacona, taiston upateucoton timais esemnune. Dice che Claudio, l'imperatore, l'ha esaltà, Lacone, e dice tais timais, che saria coi onori, ton upateucoton dei consoli. A qua è da spiegare un attimo perché vi disea per un cavaliere la roba più grande era diventare prefetto. Invece per un senatore la roba più grande era diventare console. Allora, se vuol dire sta roba? Vuol dire che l'imperador Claudio l'ha ciapà Lacone, che era un cavaliere, e l'ha fatto entrare in tel gruppo dei senatori, ma in tela banda più alta, in tela banda dei consoli. Diciamo che l'ha innalzà il suo rango, perché da sto momento in avanti Lacone non è più un cavaliere, ma lei diventa un senatore. Lei diventa un senatore, ma sì, lui non poteva mica fare la carriera per diventare console perché lei era un cavaliere. Ogni modo lei entra in quel gruppo dei senatori perché le sta Claudio che l'ha voluto. Claudio gli ha fatto sto onore, diciamo, sto regalo di farlo entrare fra i senatori e pare che l'abbia fatto perché Lacone l'aveva dato una mano, insomma, all'imperatore Tiberio con tutta la storia di Seiano. E sta roba qui è interessante a sé perché la catena compagna qui in la iscrizione da Verona. Questa qui è insomma un'iscrizione che le sta fatta su sto tocco di Piera. Ecco, sta Piera qui, diciamo, era la base per la statua di Grecinio Lacone. Impiantata sopra sta Piera qui, che era la statua, e la iscrizione la serveva, insomma, per dirci l'era l'uomo rappresentato in sta statua di bronzo. Ancora non avevamo piste statue, ogni modo, insomma, sapevamo perché sopra ste piere che ancora i busi che impiantava i piedi della statua. A qua vi faccio vedere la iscrizione. Allora, vi dico, le iscrizioni latine legano a motta di abbreviazioni, perché ogni lettera la costava schei, dunque se una roba la si capiva mettendo che solo una lettera, vi faceva de manco di scrivere la parola intera. Ecco, poi vediamo che sti uomini, i gatri nomi, perché i romani liberi, dunque a noi sai, che gli altri, e che aveva tre nomi. Allora, vediamo qui la prima riga dice Publio e Grecinio, poi saltiamo una riga sotto che è Lacone, sto che è il suo nome. Poi è PF che vuol dire Publi Filio, e sarebbe fiol de Publio, perché spesso mette anche il nome del pare, e poi abbiamo Pob. Pob è l'abbreviazione per Publilia Tribu, che vuol dire tribù Publilia. Allora, tutte le città dell'Italia romana l'era iscritta in una tribù. Era una roba che la serveva ai tempi delle elezioni perché i cittadini dovevano andare a Roma per votare e dovevano andare al banchetto della sua tribù, insomma, e poi sta roba le è rimasta anche dopo. E Verona appunto l'era in la tribù Poblilia, dunque se un cittadino il aveva sta scritta Pobl vuol dire che l'era di Verona. E poi guardiamo le ultime due righe e le dice ornamentis consularibus, che è la roba compagna che la disea anche a Cassio Dione. Non vuol dire che lui le diventa console facendo carriera, perché il Gesaria sta scritto solo consuli. Qua dice proprio ornamentis, il vuol dire con gli onori consularibus, da console.
E dunque sappiamo insomma che lui le sta onorà dall'imperador e tutti le sapevano perché poi queste statue le veniva messe di solito nel foro insomma della città e tutti sapevano sta roba. Ecco, insomma, sto quale era il primo, insomma, a me mi pare una roba bella a sé che sia, insomma, la iscrizione che la dice la stessa roba del testo greco. Bene, allora, sto qui poi è il secondo, e sto quale è Lucio Valerio Catullo Messalino. Anche sto qui l'ha vissuto nel secolo I d.C., un pochettino più avanti ai tempi dei imperatori Flavi, e lui invece era un senatore che l'è diventato console facendo tutta la sua carriera, ecco. E insomma, sapevamo che l'era di Verona per via del suo nome, perché si chiamava Valerius, e veniva dalla famiglia dei Valeri, che era una delle più grandi di Verona. Diciamo che erano due famiglie importanti, che era quella dei Valeri e quella dei Gavi, che è qui che gli ha fatto anche l'arco qua a Verona. Ecco, il nome di sto qua lo catemo in una iscrizione dal Piemonte, che è lei che sta qui, ma non catemo sul davanti, che avevano da guardare questa parte qua, che è in banda. Diciamo che i romani, quando scrivevano questa roba qui, per loro era scrivere la data, o meglio scrivere so l'anno. Noi altri per scrivere l'anno mettiamo so un numero. Loro invece scriveva due nomi, che erano i nomi dei due consoli di quell'anno lì, perché i consoli i cambiava tutti gli anni. Ecco che veniva a nominare, loro gli dava i suoi due nomi a quell'anno lì. Noi altri che avevamo tutte le liste, insomma, dei consoli, per dire, guardando questi due nomi, sapevamo che era l'anno 73 d.C. Allora, vi faccio vedere qua, vediamo ci era i consoli in quell'anno lì. Allora, il primo era, dice Cesare, che non è mia Giulio Cesare, ma Cesare era il nome che i romani gli dava a quel che un dì il sarebbe diventare imperador. Era un titolo, diciamo. Questo qua era un Cesare. Poi dice Augusti Filio, vuol dire che l'era figlio di Augusto, anche qui Augusto è il titolo, è come che i romani chiamavano l'imperador. Noi lo paravamo la parola imperator, lo ridise all'Augustus. Dunque, sto che era un Cesare, figlio dell'imperador, che manca un tocco, ma sappiamo che era Domiciano. Domiciano che poi è diventato imperador. Ma in l'anno 73 l'era ancora un Cesare e l'imperador l'era suo pare, l'era Vespasiano. E che l'altro invece è Lucio Valerio Catullo Messalino. E poi che l'abbreviazione COS che la sta per consulibus. Ecco, sti qua gli sta consoli in sempre, dunque i se conoscea, perché gli ha lavorato in sempre per un anno. Poi, guardando la letteratura latina, sapevamo che era misi, era come si dice, busetto e botton, e insomma, poi vi farò vedere. Ecco, che è da dire che Domiciano, l'è stato imperador, mia tanto amata ai romani, perché lui faceva un po' massa il paron, non era libertà ai suoi tempi di dire, di parlare. Ecco, quando che era imperadore di questa sorte qua non andava mai a finire bene, perché i romani non che piaceva mia. Difatti poi Domiciano l'è stato in una congiura del palazzo, ecco. Dunque poi già immaginarvi come che l'era visto anche a Messalino, che l'era tanto suo amico. Allora, vediamo qua i testi. Vi dico che i scrittori, insomma, che vi faccio vedere, sti qua latini, ha vissuto tutti nella seconda parte, insomma, del secolo I d.C. E loro gli ha vissuto ai tempi di Domiciano, ma gli ha fatto ora vedere anche quelli che gli è venuto più tardi. Infatti, sti testi qua gli ha scritti dopo la morte di Domiciano, perché prima non si poteva, e dopo allora loro gli ha impienito le pagine di tutto quel che gli aveva dovuto taser prima. Allora, vediamo qua sa dice Tacito. Allora, dice, et intra albanam arcem sentenzia Messalini strepebat. Allora, dice che in tela corte di Domiciano, la chiama Albanam perché l'era ai piedi del Monte Albano, da Rente la Via Appia. Dice che in sta corte era la sentenzia, potremmo tradurre con le parole, de Messalino dice strepebat, vuol dire che le tonava, le tonesava in sta corte le parole di Messalino. Ma perché le tonesava? Perché Messalino era quel che chiamava un delator. E il delator sarebbe un spion, era un che spiava, che gli tendeva a tutti, andava a guardare e poi andava dall'imperador a contare tutto quel che l'aveva veduto. E pare che l'imperador la bianca, insomma Domiciano la bianca copà certi spia da Messalino. Per questo motivo qua dice che la sentenza la strepebat, tonava, tonesava, perché gli aveva paura di lui.
E dice una roba compagna anche a Plinio Esoino, in una epistola, lui tacca a contare di una scena, insomma, e dice che a un certo punto, qua dice, incidit sermo de Catullo Messalino. E sarebbe il discorso e il sermo, le casca su Catullo Messalino. E poi ne dice anche, insomma, quel che pensava di lui, e dice allora, qui, luminibus orbatus, qua vuol dire che lei proprio diventa orbo dal bon, orbo patocco, cioè non che vede a P. Donc sappiamo di lui anche sta roba qua. E dice, insomma, lui era diventa orbo. E poi, ingenio sevo, al suo carattere cattivo, ma la cecità si addiderat. E il gavea zonta anche a sto mal qua, anche a sto mal dell'essere diventa orbo. Insomma, lui dice ingenio sevo, carattere cattivo, cominciamo a capire come era sto messalino. Poi va avanti e dice Deuius nequitia sanguina risque sententis loquebantur. E, insomma, se ha discoresto della sua nequizia, del suo essere cattivo e insomma, delle sue parole, dice sanguinarie, vuol dire parole che le porta sangue. Insomma, stesso discorso che il faceva anche a Tacito, insomma, queste sentenze sanguinarie, insomma, tutti che aveva paura, insomma, di questo messalino. E per ultimo Ghemo Giovenale, Giovenale lui, insomma, scriveva satire e Giovenale gliel'aveva un po' con tutti. Anche dopo Domiciano lui gliel'aveva anche con gli imperatori che gli venivano più tardi, perché lui diceva che non era mia vera che l'era tornata alla libertà, e lui dice che lui poteva far satira solo di quei che gli era morti, perché non era libertà di parlare mal dei vivi. E difatti lui, insomma, ne dice anche a Domiciano e anche, vedemo, a Catullo. Allora, questa satira, è la satira 4, lui conta su una storiella per farne capire un po' come l'era Domiciano come imperatore, ve la conto un attimo anche a me, lui dice che era sto pescador che l'aveva pescato un pesce grande a sé, un rombo, diceva. E sto pescador che aveva paura perché diceva, lui sapeva che non poteva mai attenersi sto pesce per lui, perché l'era massa grande, diceva che pieno di spie, gli aveva detto che lui gliel'aveva fregato l'imperatore perché non aveva mai potuto pescare lui un pesce così grande, allora lui de corsa che le porta a Domiciano per cavarsela. Domiciano guarda sto pesce e insomma, non sa mica cosa fare perché non che mi era pignata grande per cosere sto pesce, però allora dovrei tagliarlo a tocchi per coserlo, ma non vuol mia perché gli fa un peccato, allora vuol fargli costruire una pignata nuova intorno. Non sa mica sa fare, allora attacca a chiamare tutti i senatori, le chiama lì, cosa fare, cosa non fare. Ecco, sta qui la satira, ma perché l'imperatore l'avrebbe dovuto chiamare i senatori, ma per robe, insomma, dell'impero, robe serie, no? Per un pesce, ecco. E allora dopo, vabbè, insomma, Giovenale ne dice anche a tutti qui che gli è sta chiamata da Domiciano, proprio così, e parla anche, ovviamente, di Catullo. E allora il dice, et cum mortifero Catullo. Catullo, vediamo, lo chiama mortifero, che sarebbe quel che porta la morte, quel che porta colù la morte, dunque siamo sempre di quella. E poi dice, grande et conspicum nostro quoque tempore monstrum. Il dice, un mostro grande e orrendo, nostro quoque tempore, anche per il nostro tempo. E figurarsi che Giovenale il aveva con tutti, e se lui dice che anche per il nostro tempo sto quale era un mostro, il aveva ad essere una disgrazia, insomma, sto Catullo. E alla fine dice Cecus, che sarebbe sempre Orbo, adulator di Rusque, insomma, Orbo, tirapie, spaventoso. Ecco, allora questo qua era appunto Catullo Messalino, che sì, insomma, lui conosceva l'imperatore, era amico di Domiciano, ma abbiamo visto che, ecco, che sorta di persona che l'era. Ecco qua, poi vi faccio vedere l'ultimo che è Caio Calvisio Staziano. Questo quale è un cavaliere che l'ha vissuto più tardi, nel secolo d.C., ai tempi dell'imperatore Marco Aurelio. Era un cavaliere, anche lui, e che aveva la sua iscrizione a Verona, che è, insomma, come quella che avevo fatto vedere prima, sta qual era la piera e sopra che era che aveva da essere la sua statua. Allora, vediamo anche qui che tre nomi, Caio, Calvisio e sotto Staziano, Cai, figlio, fiol de Caio, Publilia tribu, sappiamo che anche lui l'era di Verona. E qua che è scritta tutta la sua carriera. Allora, la prima roba è Populi Advocato. Non sapevamo mia ben cosa fosse capitato, ogni modo l'Advocatus Populi era quel che aveva da rappresentare Verona in qualche questione legale, ma
non si sa mai ben cosa fosse capitato, e fra l'altro lui è l'unico veronese che le sta populi advocatus. Invece quella dopo, lei è un po' picciara, le ab epistulis latinis augustorum, qua che mancaria una parola, lui le sta procurator ab epistulis latinis, vuol dire che lei era quel, diciamo che il aveva da tenderghe alle lettere, epistulis, scritte in latin. Vuol dire che l'imperatore l'aveva nominato lui per farghe scrivere le lettere in latino, il che aveva da tenderghe alla corrispondenza in latino dell'imperatore. Vuol dire insomma che l'imperatore lo conosceva, che si fidava, ecco, e il che aveva da insomma sto incarico. E qua dice Augustorum, che è il plurale, perché che gli anni lì, non, sì, era due imperatori, era Marco Aurelio, ma in sempre colui era anche Lucio Vero. Infatti non disegna Augusti, che sarebbe uno, ma Augustorum, perché gli era due imperatori. Ecco, poi abbiamo qua Veronenses, questa roba qua non la guerra prima. Veronenses vuol dire i veronesi, e quando che l'è scritto in questa maniera vuol dire che gli sta i veronesi che gli regalà la iscrizione, la statua a Calvisio Staziano. Non è mia lui che se l'ha fatta, insomma, da sopposta. E sta i veronesi che gliela regalà. Perché? Perché lui le sta patrono. Vediamo l'ultima parola, patrono. Allora, le città le poteva cernire un patrono, e sto patrono gli aveva da darghe schei quando ve n'era bisogno, o costruire, non so, i templi, le terme, quel che era. Ecco, poi le città le nominava solitamente un patrono che il cognoscesse l'imperatore, perché in questa maniera il patrono poteva fare due parole con l'imperatore allora gli aveva fatto un piacere alla città, insomma tutte robe che potremmo immaginarsi. E sì, non è mia l'unico di fatti, insomma i veronesi spesso i faceva le statue per ringraziare i suoi patroni. Ecco, e questa insomma le sta la sua carriera. E poi vediamo l'ultimo tocco qua, abbiamo di nuovo Cassio Dione. Ecco, leggendo Cassio Dione sappiamo che lui, Pivanti, le sta anche prefetto dell'Egitto. E vedi appunto che per un cavaliere la roba più grande era diventare prefetto, mia tutti poteva diventarlo, ma lui insomma l'imperatore lo conosceva, la mandò anche in Egitto per fare il prefetto. Ecco, però purtroppo poi Calvisio Staziano la tradio l'imperatore, perché che lui era laso in Egitto, sempre là, che sta una congiura, viene era a sede congiure durante l'impero, che sta una congiura di un certo a Video Cassio, siamo in l'anno 175 d.C., e insomma sto Video Cassio l'aveva parecchia una congiura e Calvisio Staziano l'aveva tolto parte a sta congiura. O insomma non le vengo fuori niente, sto a Video Cassio e le sta copà. Ogni modo, ecco, allora Cassiodone gli dice che Marco Aurelio era un imperatore buon, anche vedendo come il si aveva tenuto con Calvisio Staziano che l'aveva tradito. Allora vediamo cosa gli dice. Allora gli dice Marcos, Flavion Calvision, tontes eguptu arconta, ute foneusen, ute tenusian affeileto, alles neson aplos enebalen. E dice insomma che Marco Aurelio non la mia coppa Calvisio, e qua in blu che è sempre Ton Arcont al prefetto dell'Egitto, non la mia coppa né il Gacavà i suoi beni, ma, e dice, aplos e seria solo, solamente, ma la solo, e nebale nes neson, la solo mandà, diciamo, in Tunisola, la mandà in esilio. E allora, Cassiodione qua lui voleva dire che Marco Aurelio è stato un imperador bon, diciamo un imperador differente anche da qui come Domiziano, e sta bon, lui savarà anche arrabbiare, ma in ogni modo non la mia copà, e là solo dice mandà in esilio in Tunisola. Ecco, allora questo qui insomma era l'ultimo veronese che voleva mostrarvi, ecco insomma io ho cercato anche tre storie che le fossero un po' differenti fra di loro. Ecco, spero che quel che ho detto insomma vi abbia piaciuto e che magari anche per vi altri che si invi ascoltarne possa anche essere, non so, un spunto per catar fuori qualcosa di queste persone grandi, insomma, delle vostre città.